Si è aperto, una persona fantastica, una persona appunto che non ha avuto esitazione a raccontare la sua storia. Non è facile raccontare certe determinate cose personali, soprattutto per via appunto delle, diciamo, di quello che può pensare delle persone, al lavoro, eccetera, eccetera. È sempre un po' un tenere nascosto certe tematiche. E invece con lui è stato tutto semplice, è stato semplice raccontare, non è stato semplice, diciamo, poi rielaborare tutto, perché è comunque una tematica non semplice e quindi va metabolizzata e non sempre ci si riesce. Però è stato tutto questo, la volontà, quello di uscire fuori, di raccontare e cercare appunto di aiutare le persone che stanno attraversando dei periodi di sofferenza mentale, e quindi di farli vedere un esempio, cioè di dare un esempio appunto di non sei solo, non è una cosa di cui ti devi vergognare, invece è una cosa di cui parlarne in famiglia e anche al di fuori, e cercare appunto di superarla in qualsiasi modo. Ognuno ha i suoi tempi, i suoi modi, ma si può fare. Grazie. Allora, chiamerei a questo punto anche Gisela Trincas, la presidente del regionale dell'ASAP e presidente nazionale dell'UNASAM. Questa serata è una serata che abbiamo voluto dedicare alla salute mentale e ai diritti umani. Sono passati 12 anni da quell'autunno del 2012 nel quale con Gisela Trincas e con Antonello Murgia, l'attuale presidente regionale delle ANPI della Sardegna, decidemmo di dedicare questo mese che precede la giornata mondiale dei diritti umani con una rassegna con cui intendevamo proprio ricordare e difendere questa felice intuizione del secondo dopoguerra che portò nello stesso 1948 sia l'entrata in vigore della nostra Costituzione che l'approvazione della Dichiarazione Universale da parte dell'ONU. Certamente con Gisela non possiamo non parlare, non partire dalla conferenza nazionale autogestita sulla salute mentale che ha in qualche modo anche deciso una nuova stagione di mobilitazione in cui ha lanciato 10 proposte per non solo la difesa dei diritti civili, sociali e umani all'interno della dimensione della salute mentale, ma ha deciso proprio di agirli, di praticarli, proprio per riprendere proprio il nome della nostra organizzazione, che si chiama proprio Associazione per l'attuazione della riforma psichiatrica, della legge 180, della cosiddetta legge Basaglia. Grazie Roberto. Prima magari di dirvi qualcosa di importante, di utile della conferenza, volevo tornare al docufilm di Roberto Pili e Francesco, perché allora io è la seconda volta, questa è la prima, però ho avuto la possibilità anche di vedere un'altra proiezione, diciamo così, un po' riservata. Io credo che questo lavoro di Roberto e Francesco sia un lavoro straordinario e importante proprio come strumento di prevenzione, proprio come progetto culturale da mettere a disposizione, da offrire anche alle scuole, penso, perché è un esempio concreto attraverso la storia del protagonista, ma di tutte le persone che in qualche modo si sono messe a nudo con le fragilità che ognuno di noi può attraversare in un momento particolare della nostra esistenza. Quindi credo che sia
veramente uno strumento fondamentale di prevenzione che può aiutare le persone, in modo particolare le persone più giovani, che guardano anche a questo tipo d'arte con grande interesse. Quindi insomma credo che Roberto questo lo voglia fare, e quindi tutti noi ci mettiamo a disposizione perché possa essere diffuso questo lavoro importante nelle scuole, in modo che poi si apre anche una discussione, un confronto con i giovani, con i giovanissimi, che sono oggi la nostra forse maggiore preoccupazione, cioè nel senso che è verso loro che dovremmo avere maggiore attenzione. La conferenza che si è tenuta a Roma il 6 e il 7 è stata fortemente voluta dal Coordinamento Nazionale Salute Mentale, di cui faccio parte insieme ad altre compagne e compagni importanti che sono le persone con le quali abbiamo, a partire dal 2018, messo in piedi la prima conferenza autogestita, ma per andare alla conferenza governativa che, vi ricordo, si era tenuta nel 2021, esattamente dopo 20 anni dalla prima conferenza governativa sulla salute mentale che si era tenuta nel 2000 e nel 2001. Perché abbiamo voluto riproporla a distanza di 5 anni dalla prima nostra conferenza autogestita? Perché in questi 5 anni non è cambiato nulla, nel senso che gli impegni che erano stati assunti nella nostra conferenza, ma in modo importante nella conferenza ministeriale del 2021, sono rimasti tutti lettera morta. Inoltre, così come sta accadendo da almeno 20 anni, la situazione è ulteriormente peggiorata. Quindi era necessario richiamare tutti questo grande mondo della salute mentale, ma non solo della salute mentale, il grande mondo dei diritti, del sociale, dell'impegno che tanti svolgono, per rimettere al centro la questione, cioè i diritti fondamentali delle persone, ma di tutte le persone. Quindi i diritti fondamentali delle cittadine e delle cittadine ad avere piena tutela della propria salute e piena tutela della propria salute mentale, che quando la perdiamo dobbiamo avere e mantenere il diritto e la possibilità di poterla recuperare, la salute che perdiamo, che rischiamo di perdere. E quindi la conferenza ha messo al centro tutta una serie di questioni che vanno dalla normativa, quindi dal rispetto della normativa attuale, in particolare la legge 180 e la legge 833, dichiarando con forza la contrarietà totale del coordinamento e quindi della conferenza a nuove leggi che modificano i valori e i principi della legge 180, come sta accadendo. In Parlamento ci sono 2 proposte di legge depositate da parlamentari di Fratelli d'Italia e da parlamentari della Lega, proposte gravissime che non solo ci riportano indietro di 60 anni, ma disegnano come dire un sistema di interventi nella salute mentale assolutamente inaccettabili, con nuovi luoghi diciamo così, di istituzionalizzazione, con tempi maggiori di ricovero obbligatorio nei servizi di diagnosi e cura, con la proposta di aprire più
posti letto nei servizi di diagnosi e cura, che passerebbero da 4.008, per farvi l'esempio, a 12.000. Quindi non ci sono i denari per far funzionare in maniera adeguata i nostri servizi territoriali di salute mentale, però troverebbero le risorse per 12.000 posti letto nei servizi di diagnosi e cura. E poi un sistema di controllo, di coercizione, di violazione dei diritti umani ancora più preoccupante, chiamando il Ministero degli Interni a regolamentare i processi e le modalità di contenzione all'interno dei servizi. Quindi la contenzione fisica, meccanica, ambientale, farmacologica, questa dovrebbe essere regolamentata con un preciso disegno di legge dal Ministro dell'Interno in collaborazione col Ministero della Salute e della Giustizia. Quindi un ritorno indietro preoccupante e con una visione appunto securitaria, repressiva, punitiva, assolutamente inaccettabile. Quindi le questioni che in questa conferenza a cui hanno partecipato in presenza 600 persone, poi tanti erano anche collegati in diretta almeno per le 2 sessioni plenarie, e poi il lavoro importante nelle 5 sessioni di lavoro che hanno visto la partecipazione di almeno 100 persone, e quindi complessivamente oltre 150 interventi di altissimo livello. A questa conferenza hanno partecipato molti operatori dei servizi di salute mentale, familiari, organizzazioni impegnate nel privato sociale, cooperative, molte persone che utilizzano i servizi di salute mentale, che hanno preso parola, ma era presente il sindacato confederale, quindi le segreterie confederali della CGIL con l'intervento del segretario Landini, la segreteria nazionale confederale di CISL e UIL. Hanno partecipato parlamentari, ha partecipato da remoto una nostra parlamentare sarda, Francesca Ghirra, hanno partecipato anche insomma altri amministratori locali, insomma tante persone in presenza o attraverso il collegamento da remoto, e i temi che abbiamo affrontato nella conferenza, che sono in qualche modo tutti legati comunque alla salute mentale, perché è questione centrale nella vita di ciascuno di noi, ma abbiamo parlato di minori, di adolescenti, della sofferenza dei minori e degli adolescenti, abbiamo parlato delle persone anziane nelle tante strutture istituzionalizzanti del nostro paese, abbiamo parlato di carceri, abbiamo parlato delle REMS, abbiamo parlato dei CPR, insomma abbiamo praticamente toccato tutti gli aspetti della vita delle persone che vivono nelle comunità e delle persone ristrette, assumendo degli impegni precisi che sono indicati in un documento che poi insomma potete trovare nel sito della conferenza, impegni che noi chiaramente gireremmo alle nostre istituzioni totalmente assenti, e mi riferisco non solo al governo centrale e al Parlamento, ma alle regioni e quindi anche alla nostra regione, che fino a questo momento ancora non ha dato segni significativi di
impegno sulle questioni della salute mentale, dei diritti umani, insomma del necessario cambio di rotta rispetto alla visione che le istituzioni devono avere su come rispondere alla complessità e alla molteplicità dei bisogni delle persone, come eliminare l'istituzionalizzazione, come favorire percorsi di cura e di ripresa nei luoghi di vita delle persone senza deportarli da nessuna parte, come affrontare anche le fragilità che in tante e tanti, insomma, vivono in questo difficile momento. Abbiamo affrontato anche la questione della pace e la conferenza ha assunto un impegno preciso contro qualunque guerra, contro il riarmo, contro la continua partecipazione del nostro Paese a foraggiare le guerre, quindi attraverso il finanziamento, l'invio di armi, l'invio di denari per portare avanti le guerre nel mondo. Ecco, è stata un'esperienza veramente importante. Dalla Sardegna eravamo diversi, oltre me Roberto c'era Don Ettore Cannavera, c'era Elio, un giovane studente universitario che vive l'esperienza della sofferenza mentale, che ha fatto un intervento in plenaria straordinario, proprio straordinario. Il coraggio e la generosità di Elio sono veramente esemplari. E quindi, insomma, la conferenza vuole essere anche un richiamo a ciascuno di noi, ecco, c'è anche un richiamo ad un impegno costante affinché veramente arrivino delle risposte chiare per migliorare la qualità della vita di tutti noi, ma in particolare delle persone più esposte alla sofferenza e all'esclusione. Grazie Gisela Trincas. Ora chiamerei uno dei protagonisti anche del docufilm di Roberto Pili, che è intervenuto in qualità di psichiatra basagliano. Chiamerei Alessandro Montigi, un attivista dell'ASARP, nonché uno dei fondatori anche dell'associazione. Salve a tutti. Ho pochissime cose da dire, quasi niente in pratica, nel senso che avevo già visto anch'io con Gisella il docufilm e quindi mi fa piacere. Fa piacere. Cosa aspetta? No, è così, vicino. Ok. Niente, fare i complimenti e congratulazioni a Roberto, perché non sono un critico cinematografico, però è la seconda volta che lo vedo e si vede con piacere. Ci sono anche delle cose tecniche che io non sono in grado di descrivere, però che mi hanno colpito, e poi anche tutti quelli che hanno parlato, che come si è detto sono stati bravi, usando la tipica parlata castettaia che ci piace molto, raccontando proprio semplicemente quello che si vive. C'è da confrontarsi, e quindi uno strumento ottimo da portare, come diceva Gisella, in tutte le occasioni possibili. Io lo porterei anche nei servizi, perché può permettere di affrontare dei discorsi che è giusto che si affrontino nelle sedi istituzionali dove ci si deve occupare della salute mentale. Quest'anno è stato un anno particolarmente ricco e pieno, forse anche troppo, di iniziative per il centenario della nascita di Basaglia. Ne abbiamo fatto tante, io poche, Gisella molte di più, ma comunque anche le mie poche per me sono tante. Spero che dopodomani si finisca con queste iniziative, perché dopodomani ci sarà Stefano Ceccomi a Cagliari, uno della CGIL, che si è sempre impegnato tantissimo per portare avanti le iniziative per la salute mentale, e c'è un convegno dopodomani organizzato
dallo SPI, dal sindacato di pensionati della CGIL, e si rivedrà nuovamente anche questo video. Una cosa voglio dire, poi mi taccio perché insomma non è il caso. Preparando le cose la relazione per dopodomani, mi sono riguardato gli articoli usciti sull'Unione nel 78, all'inizio del 79, e li ho letti anche, oltre i titoli, ho letto gli articoli. E poi c'è, mi ricordavo anche di averlo, un lunghissimo servizio fatto nel dicembre del 78, credo dall'Espresso da Panorama, non si capisce, e dove un operatore accompagna Franco Basaglia che fa il giro di diverse città italiane, sicuramente Bari, Venezia, Reggio Emilia e qualcun'altra, e poi sempre Basaglia incontra tra l'altro una donna che lo accusa di aver scaricato la sorella schizofrenica in casa e dice: a me chi mi pensa, io adesso non vivo più, e quindi insomma dice mi capita, e lui parlando con l'operatore dice: da questa di parte a me mi riconoscono e tutti mi accusano che è colpa mia, che la situazione è quella che è. E poi sempre in questo articolo sull'Espresso c'è un dibattito con Di Gennaro, mi sembra, un professore universitario di Bari, dove si vede il cuore, secondo me, di quello che doveva capitare e che non è capitato, perché il docente universitario critica Basaglia e gli dice: ma tu sei occupato del sociale, ma la psichiatria, la ricerca, lo studio, l'insegnamento, dove lo mettiamo? E lì c'è un piccolo battibecco e Basaglia dice che purtroppo bisognava che adesso gli universitari, l'accademia, ripartisse quasi da zero, mettendo da parte tutto il sapere psichiatrico che aveva portato al manicomio, e in un contesto non istituzionale si poteva finalmente ristudiare, capire, fare ricerca in un contesto che non è quello del laboratorio, dove praticamente anche dal punto di vista scientifico le cose sono molto falsate. La legge che viene chiamata legge Basaglia, perché ha chiuso i manicomi, ma la chiusura del manicomio per Basaglia era la logica conseguenza, primo, del fatto che le istituzioni manicomiali erano disumane, violente, azzeravano completamente la soggettività delle persone, e c'era una violenza concreta, anche fisica, a cui le persone venivano sottoposte. E una volta che questo è stato portato all'opinione pubblica, tutti si sono schierati per dire: non è possibile continuare a trattare così degli esseri umani. Ma quello che Basaglia aveva subito sperimentato, sia a Gorizia che soprattutto a Colorno, era che non bastava cambiare il manicomio, perché se il manicomio non era in grado gli operatori di cambiare la cultura, la mentalità che c'era fuori nella società, non serviva a niente umanizzare un manicomio. Quello che secondo me in Italia non abbiamo avuto il coraggio di portare coerentemente le conseguenze è che il manicomio è il frutto coerente della psichiatria, e la psichiatria, che ne vogliamo dire, resta una disciplina oggi è quasi esclusivamente medica, che non prende in considerazione tutti quegli aspetti della vita delle persone che vanno valorizzati. Non si può dire che non esiste la malattia mentale. Basaglia dice che la malattia mentale esiste e va curata, solo che dobbiamo riconoscere umilmente chi si occupa di queste cose, che non sappiamo esattamente cos'è la malattia mentale e non abbiamo certezze. Per cui io quello che ho sempre cercato di fare è quello di perfezionare le mie conoscenze, mettere a frutto la mia esperienza, consapevole però che poi di fronte a certe cose non ho assolutamente i mezzi e le capacità di eliminare certe sofferenze, certe situazioni personali e familiari che comunque ci sono.
E ho parlato anche troppo e quindi mi taccio. Grazie Alessandro Musici. Prima di dare la parola alla nostra prossima ospite, vorrei fare anche una considerazione sul docufilm di Roberto, che è una macchina del tempo, anche questo docufilm, perché io, ovviamente, come tutte le persone della generazione mia, di Roberto, penso siamo anche coetanei, forse siamo dell'81 tutti e due, abbiamo vissuto anche le stesse esperienze probabilmente, verso la metà degli anni 90, tra il 94 e il 95, con cioè nel mondo accadevano tante cose, l'arrivo di Berlusconi, la cultura hip hop che si affacciava nella società italiana con la rivista AL, che ha iniziato le pubblicazioni nel 91. Io me lo ricordo perché non avevo, cioè da qui, forse avevo 14-15 anni, non avevo i soldi per comprarla, e la leggevo attraverso mio cugino. 8.000 era tantissimo, era tantissimo. E quindi rivedere alcuni personaggi, per me quasi degli eroi che leggevo nella rivista Elle, insomma mi ha fatto molto piacere. È stata come una macchina del tempo, insomma. Molte persone tra le nostre amicizie vestivano con i pantaloni larghi, con le magliette, e avevano in molti i tag di cui parlava Nero, la propria firma. Per cui, insomma, veramente grazie a Roberto, perché io lo definirei quasi uno storico dell'hip hop, perché non è il primo docufilm, documentario che lui fa nella dimensione dell'hip hop, ma direi anche nella dimensione delle culture alternative, underground. Sì, diciamo che è un percorso, tra virgolette, con tematiche differenti. Il primo, appunto, che stava dicendo Roberto, si chiama K4Arts, che vuol dire Cagliari, 4 arti. E le 4 arti sono quelle che poi definiscono la cultura hip hop, che sarebbero appunto il rap, l'MC, sarebbe l'MCing, il DJ, la breakdance e il writing in questo caso. K4Arts è uscito nel 2012. Appunto raccontava qual era la storia appunto di questa cultura, perché molti magari identificano l'hip hop o comunque certe arti come il writing come vandalismo, ma non lo è, perché è una forma di espressione, come il ballo. New York è stato creato perché il ballo, proprio per evitare il contatto fisico. Allora i ragazzi si sfidavano a colpi, tra virgolette, di ballo. Lo stesso writing veniva, i graffiti venivano utilizzati da quartieri a quartieri nelle metropolitane oppure nei treni, proprio per lanciarsi dei messaggi. Quindi è una cosa talmente vasta e talmente profonda l'hip hop che purtroppo abbiamo una rappresentazione commerciale sbagliata, mentre quella, tra virgolette, più giusta rimane nell'underground, e quindi io cerco di portarla fuori. Poi abbiamo parlato appunto della cultura pop, punk di Cagliari, sempre raccontando qual è il movimento, che c'è un movimento grandissimo. Come diceva lui, negli anni 90 ha sfornato dei gruppi importantissimi. Era uno dei tuoi primi film, tra l'altro. Nel 2013 quello, dopo K4Arts. E poi c'è stato appunto invece B-Boy Fiero, dove ha parlato anche Luciano, B-Boy Lucio, che raccontava appunto la sua storia, la storia di questo breakdancer, un B-Boy, campione mondiale di breakdance col suo gruppo, che a un certo punto ha dovuto fare i conti con un tumore. Grazie alle cure, grazie ai dottori, grazie alla medicina, ma anche grazie alla sua passione, è riuscito appunto a portare, come posso dire, attraversare e combattere, diciamo, questo male. E poi passiamo appunto a Profondo Nero con queste tematiche. Però abbiamo anche, sempre con il produttore Francesco Pili, che ringrazio perché senza di lui, senza Profondo Nero, senza Lussi, non potrebbe esistere. Non avevamo i mezzi per realizzarlo, invece grazie ai produttori siamo riusciti a portare avanti queste tematiche. È molto sensibile appunto a queste tematiche è stato, e Lussi raccontava la storia appunto di Lucy Alves, che è stata la prima donna brasiliana a giocare in Europa e in Italia. Vive a San Spette, è una cara amica, abbiamo voluto raccontare la sua storia, e anche lì
abbiamo parlato appunto di razzismo, abbiamo parlato appunto di omofobia, di tante cose, tutte cose che ha attraversato Lucy, che è riuscita però a combattere grazie alla sua passione, che è quella del calcio. E poi siamo arrivati appunto a Profondo Nero, che raccontiamo appunto la storia non solo di Nero, ma anche di personaggi, come diceva Roberto, importanti nell'ambito hip hop come Ice One, Chaos, Tanno, Decole del Fomento, tutti i personaggi che hanno fatto la storia della cultura hip hop, che si sono aperti, hanno subito accettato il nostro invito appunto a partecipare e anche a produrre la canzone finale, che è la canzone appunto del documentario. Il dipinto poi, che insieme appunto al video musicale, è della pittrice Elena Pellegrini, che è mia madre. Volevo ringraziare anche sì, un attimo. E poi tutte le persone che ci hanno aiutato appunto in questo percorso, la mia compagna, che oggi non c'è, Bettina Cameda, che mi accompagna sempre, vede e rivede, come ha fatto appunto il produttore, mi aiuta a montare, a capire, a gestire meglio appunto tutte le fasi del montaggio, dei documentari, eccetera, eccetera. Grazie Roberto. Riaprendo una finestra sulla nostra discussione, sul nostro confronto sulla salute mentale, il percorso dei diritti umani, vorrei chiamare Carla Puligheddu, la garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Sardegna. Grazie. Non è acceso. Buongiorno a tutte e tutti. Grazie per questa occasione, questa opportunità di partecipare ad un evento così importante e decisamente toccante. Siamo qua intanto per celebrare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, quindi risalgono a quella data. Forse questo è meglio. Sono trascorsi 76 anni da allora. Potremmo fare i conti con la storia, così come li hanno fatti all'epoca. Hanno fatto i conti con la storia che li ha preceduti, una storia di sofferenza, di dolore, di violazioni dei diritti che si conoscevano ma non si riconoscevano. Io vorrei citare la persona che è stata promotrice di questa dichiarazione universale, che ha dedicato la sua vita ai diritti umani, che è Eleanor Roosevelt, non in quanto moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti, ma in quanto donna sensibile, sempre impegnata e sempre ha combattuto le battaglie più feroci proprio per il riconoscimento dei diritti umani, dei diritti delle donne, dei più svantaggiati, dei sudamericani, per tutte le problematiche che all'epoca si vivevano, ma anche proprio per i diritti della donna in quanto madre e in quanto lavoratrice madre e sposata, quindi c'è tutta un'implicazione incredibile, e quindi anche nei confronti dei minori stessi. Voglio complimentarmi intanto per l'apertura di questa giornata, per questo docufilm che davvero smonta tutti i pregiudizi, perché queste persone, se le incontriamo, faccio una colpa, non vado mai a pensare alla profondità che invece possono avere, che sicuramente hanno e hanno dimostrato di avere, no? Una profondità, una sensibilità che hanno raccontato con il loro profondo nero, che ognuno di noi può vivere durante la propria esistenza, o personalmente, direttamente, o perché una persona cara, un amico, un familiare lo vive e quindi è costretta ad affrontarlo. È difficile che nessuno, che qualcuno si salvi dal profondo nero. Per cui io stessa ho fatto un lavoro di introspezione mentre lo guardavo e sono andata a cercare il mio profondo nero, no? Dove tutta la malattia mentale, il problema della salute mentale, non sono qui per parlare di me, però
lo voglio dire, ho avuto da molto giovane, avevo 2 bambini molto piccoli, ero molto affaticata, ero in congedo da scuola, quindi non impegnata direttamente nelle mie cose, ma focalizzata totalmente nella dedizione ai bambini, alla famiglia, al marito, alla casa, eccetera, 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 rinunciando sempre. Ho iniziato a soffrire di insonnia per un periodo e un carissimo amico medico, che voglio anche ricordare, Vincenzo Migareddu, che è mancato, poi una persona splendida, grande, mi ha detto: Carla, tu sei soffrendo di ansia. E io ho detto: no, cosa dici? Io che sono una persona così pacata, ragionevole, razionale. Tu stai soffrendo di ansia. Vai, fai una visita, cioè io ho ragionato molto su questo suo consiglio, però siccome mi fidavo moltissimo di Vincenzo, l'ho fatto. Contrariamente, cioè tutti intorno mi dicevano una cosa, ma lascia perdere, ma effettivamente il primo approccio medico è stato di tipo farmacologico, non mi è servito a niente, cioè ho fatto delle gocce per dormire, e non dormivo assolutamente, quindi riparlo con Vincenzo, guarda Vincenzo, no, è andata così, sì, ma perché sei andata dalla persona sbagliata. Va bene, allora, visto che hai deciso di andare, vai da questa persona. Mi ha indicato un professionista che mi ha solo ascoltato, mi ha fatto parlare, mi ha ascoltato, eccetera, e mi ha dato delle dritte semplici. Devi dedicare tempo a te stessa, scegli, cioè ritagliati degli spazi per fare le cose che desideri di fare, perché non pensare di abbandonare le persone che stai seguendo, le cose, i tuoi impegni familiari, no? Dedicati del tempo. E tra le varie cose, quindi non ho perso tempo, mi sono iscritta all'Accademia Italiana di Shiatsu Do. Quindi lo shiatsu è potentissimo, perché intanto veramente anche a chi sta bene fa bene, ma farlo e riceverlo è stata una cura, come può essere quella di Graffiti per il ragazzo che ha raccontato di sé, e così insomma sì, mi ha dato anche delle gocce effettivamente, che però piano piano, cioè in 4 o 5 mesi li ho ridotte, finito, però ho capito, ho preso consapevolezza di un problema che stavo vivendo e che grazie proprio a un comportamento, a un'ottica diversa dalla mia, da quella dei miei familiari che non avevano avuto sicuramente la stessa intuizione di Vincenzo, ho risolto il problema. L'ho risolto con molta semplicità. Se non l'avessi risolto probabilmente si sarebbe incancrenito, sarebbe diventato profondissimo, non lo so. Quindi ecco che farsi aiutare, parlare e rivolgersi a qualcuno che abbia le competenze giuste è importantissimo. E comunque sono sempre le persone che fanno le rivoluzioni. Quindi ritornando a Eleanor Roosevelt, passando attraverso Basaglia e arrivando alla penultima, quindi non l'ultima, altra commissaria dell'ONU che si chiama Michelle, dove che l'ho scritto, Michelle Bachelet, ecco, lei ha approfondito moltissimo il tema della salute mentale e ha proposto quindi di affrontarlo con un approccio globale, che significa non parlare di salute mentale in termini sanitari, esclusivamente sanitari, ma affrontarlo a 360 gradi, agendo sulle situazioni che determinano i problemi di salute mentale, quindi lo stare male perché ci sono le guerre, perché c'è la crisi climatica, perché c'è stata la pandemia, perché ci sono situazioni che toccano profondamente la società e quindi l'organizzazione sociale, le politiche sociali. Quindi la Commissione europea ha destinato risorse ingenti per investire sulle politiche sociali affinché agissero in funzione preventiva nei confronti della salute mentale. Ora vorrei sapere lo Stato italiano,
che cosa ne ha fatto? Cioè ha fatto dei progetti per ricevere queste risorse? Perché le risorse europee sono state destinate, ce ne sono anche tantissime. Il problema è che non te le danno se tu non proponi un progetto efficace. Quindi se il progetto del governo italiano è quello che ci ha raccontato Gisella, è chiaro che non ci saranno risorse per affrontare in maniera preventiva. La salute mentale dei nostri minori in questo momento è in grande e preoccupante sofferenza. Tutte le statistiche ci raccontano del malessere che è pervasivo, che sta toccando la nostra infanzia e la nostra adolescenza. L'altro giorno ho letto un articolo sui dati della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza e ho scritto un messaggio a Stefano Soggiu, che è il direttore della Neuropsichiatria Infantile di Sassari, e gli ho scritto: depressione, ritiro sociale, ma anche autolesionismo, ansia e disturbi del comportamento alimentare. Che cosa possiamo fare per questi problemi? Stanno invadendo stanno già coinvolto il problema di salute mentale 2 milioni circa di adolescenti e minori. E lui mi ha risposto: sono le stime della società a cui faccio parte. Noi lavoriamo tutti i giorni su queste cose, tutti i giorni, sempre più intensamente e sempre più disperatamente. Quindi la situazione è veramente gravissima e dobbiamo sensibilizzare ancora di più, e sono contenta che ci sia Valdonocco adesso qua presente, perché è un consigliere regionale che senz'altro raccoglierà e recepirà, ma che le avrà già sviluppate in sé gli stimoli, i suggerimenti che possono arrivare da questo incontro. Io ho inserito il problema della salute mentale nella mia programmazione per il 2025, sono stata audita la scorsa settimana in seconda commissione, di cui fa parte appunto l'onorevole, ed è stata approvata. Di conseguenza ho subito parlato con il presidente del Consiglio regionale per attivarci anche insieme, perché vorrei che il Consiglio regionale tutto intero fosse sensibilizzato in maniera complessiva sui problemi da affrontare. Uno dei problemi che affronteremo subito, a più presto, insomma non appena inizia il nuovo anno, perché appunto la programmazione del 2025, sarà il problema degli hikikomori, che stanno coinvolgendo un gran numero, si parla di 100.000 in Italia, ma in Sardegna è un problema reale e le famiglie che lo vivono non sanno come comportarsi. Quindi bisogna dare informazioni corrette e sollecitare appunto anche il Consiglio regionale affinché possa fare delle proposte che possano andare incontro ai problemi delle famiglie. Per cui ecco, io sono in prima linea per combattere contro questi problemi che sono fondamentali, vengono prima di tutti gli altri, perché come recitano tutte le convenzioni e come anche la Dichiarazione Universale dei diritti umani, i problemi dell'infanzia sono da affrontare come prioritari nell'agenda delle politiche e dei politici. Grazie. Grazie per l'invito. Il garante regionale per l'infanzia e nell'adolescenza. Vi porto il saluto di Irene Testa, che non potrà essere con noi questa sera perché è ancora influenzata. Ci augura insomma di proseguire nel nostro percorso per il riconoscimento dei diritti civili, umani e sociali nel mondo della salute mentale. Per noi la presenza della garante regionale dei diritti delle persone private della libertà in Sardegna è fondamentale, è assolutamente imprescindibile partire da quelli che sono i primi
diritti negati di chi sconta la pena non una ma 2 volte, perché deve avere a che fare anche con la pulsione giustizialista, vendicativa e manettara di uno Stato che non riesce a praticare lo Stato di diritto. Nel chiamare il nostro amico consigliere regionale Valdo Di Nolfo qui con noi, mi riallaccio a una domanda che mi ha fatto stamattina, in cui mi chiedeva Roby ma di che cosa devo parlare, e direi che la risposta è semplice, perché se parliamo di profondo nero non possiamo non chiederti di parlare del profondo nero di questa nostra isola delle disuguaglianze, che vive forse una delle stagioni più difficili rispetto a tutta la nostra storia della democrazia statutaria. Quindi per noi è importante avere anche una voce di un consigliere regionale a noi amico delle nostre organizzazioni e alleato. Grazie mille, buonasera a tutte e tutti. Permettetemi prima di tutto di ringraziare Roberto per l'affetto e l'amicizia e le battaglie sociali che abbiamo fatto e continuiamo a fare insieme, ma soprattutto permettetemi di ringraziare Gisela Trincas per quello che fa, che ha fatto, che continua a fare tutti i giorni. Davvero Gisela, io credo che una delle mie prime iniziative da neo consigliere comunale all'epoca, forse 15 anni fa, ero un giovane consigliere comunale addirittura in minoranza nel comune di Alghero, ma una delle prime iniziative qui a Cagliari fu un tuo invito, lo ricordo ancora con estremo affetto. All'epoca eravamo tutti e tutti impegnati nella lotta del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, era nel momento di Stop OPG. E rivederci qua ancora oggi insieme a parlare di diritti, a parlare di salute mentale, ma con gli OPG chiusi, ci dà davvero quella forza e quella speranza che lottare quotidianamente per i diritti poi porta ai risultati. La domanda di Roberto invece è praticamente quella da $1 milione, però volevo davvero ricollegarmi al film e fare i complimenti al regista, a Roberto. Anche io sono più o meno di quella generazione. Leggere e vedere quel linguaggio utilizzato in questo modo all'interno del linguaggio cinematografico e vederlo funzionare molto bene, davvero, per qualcuno prima di me ha detto, è da portare nelle scuole. Questa è una cosa che diciamo purtroppo molto spesso e poi poche volte facciamo, però magari le nuove generazioni quel linguaggio non lo conoscono. La Garante prima di me, Carla, che ringrazio per avermi lanciato qualche assist, ha parlato ovviamente delle sue competenze, quelle sui minori. Ringrazio di aver inserito la salute mentale fra gli obiettivi, fra i punti cardine su cui lavorare nei prossimi anni come Garante. Mi avrai al tuo fianco, lo sai e lo dico pubblicamente. Però credo, da questo punto di vista, vorrei riportare un po' invece su una generazione che è quella del documentario, che è la mia, che è la nostra, la mia e di Roberto, e che, credetemi, pandemia non pandemia, citata molte volte la pandemia, lutto o non lutto, hanno utilizzato forse tutti questo, o il termine pandemia o il termine lutto, nei momenti di break, come se fosse quello il momento che ha fatto poi scattare la difficoltà che hanno
che non ho raccontato, ma la nostra generazione oggi non esiste per ragazzo o ragazza che io incontro, la nostra generazione che non abbia avuto un momento di difficoltà importante, qualsiasi fosse la diagnosi. La maggior parte poi sono doppie diagnosi, perché poi noi siamo una generazione, la mia generazione è la generazione che poi invece le sostanze, sia quelle alcoliche o quelle stupefacenti, le ha viste per strada, e molto spesso sono state la scorciatoia per risolvere i problemi, perché l'alcol non è, andare al bar a ubriacarsi non è uno stigma. La salute mentale sì. È davvero, la nostra generazione, questo mi ha toccato parecchio. La nostra generazione da questo punto di vista ha utilizzato molto spesso le scorciatoie. Io non credo di avere, non sono nessuno per avere nessuno per in tasca da questo punto di vista, ma volevo fare con voi una riflessione pubblica di quello che ho sentito e provato oggi guardando il documentario e sentendo gli interventi precedenti. Bisogna prendere una direzione, bisogna che la classe dirigente, che non è solo la classe politica, mettiamocelo in testa, prenda una direzione. Con Gisella abbiamo vissuto momenti anche importanti insieme, in cui questa regione sembrava forse un po' all'avanguardia rispetto ad altre, no? Non voglio citare il periodo, ma ce lo ricordiamo tutte e tutti. Invece poi abbiamo fatto tanti passi indietro e oggi quel feedback che ci arriva dal governo nazionale dice esattamente il contrario, si dice fate ancora passi indietro. Manettaro lo chiamava poc'anzi Roberto, che non riesce a confrontarsi e a realizzare lo stato di diritto. Lo fa su tutto. Anche in questi giorni la modifica del codice della strada racconta un po' questo, ancora una volta, lo stigma. Grazie a chi in questi giorni si è espresso pubblicamente contro, insomma ringrazio in modo particolare chi ci ha fatto vedere alcuni temi che non abbiamo mai considerato, io non avrei considerato. Parlo per esempio di Catila Torre, che ci ha messo nero su bianco sul fatto di quanto per esempio la cannabis terapeutica praticamente non ti può più curare con la cannabis terapeutica in questo stato da ieri, o almeno smetti di guidare, smetti di essere indipendente. Manettaro su tutto, dal volante fino alla salute mentale, perché i fondi non ci sono per aprire i centri di salute mentale 24 ore su 24. Io vengo da un territorio in cui in norma dovrebbe essere 5 giorni 24 e 2 12. In questo momento almeno fino a 6 mesi fa erano 5 giorni 4 ore. Però ci sono i soldi per triplicare e portare fino a 12.000 i posti letto. Cioè è chiara la visione ed è chiara il passo indietro, insomma, e lo dico davvero con tanta franchezza, con tanta onestà, guardando insomma chi questo mestiere lo fa e lo fa davvero bene, perché non è solo una questione di posti letto, di ospedalizzazione, di soldi a disposizione da una parte o dall'altra, ma anche dal punto di vista di chi sceglie a guidare quella macchina. Prima di me davvero insomma ho ascoltato chi davvero della psichiatria ne ha fatto la propria vita, il proprio mestiere, e vedere nei territori invece, diciamo così, insomma, chi invece ha fatto dell'ospedalizzazione il proprio approccio
fare carriera e avere ruoli sempre più importanti negli ultimi 5 anni. Io vengo da un territorio in cui davvero non ho bisogno di dirvi, insomma, chi è al vertice, insomma, sapete benissimo, io vengo da Alghero, quindi insomma, facciamo proprio chiaro, 2 più 2 fa 4, insomma. Da questo punto di vista, quindi il cambio, insomma, la divisione deve essere anche poi affiancato anche al cambio di persone che gestiscono quella visione. E ora io, perché qui? Uno, perché davvero vi ringrazio per l'invito. Gisella diceva non abbiamo ancora visto passi soddisfacenti. Credo che questi incontri come oggi, per noi che facciamo politica all'interno del luogo che proviamo a essere legislatori, perché dico proviamo, lo dico con estrema umiltà, questi incontri come oggi, in questo momento io vorrei essere SpongeBob, cioè una spugna più spugna possibile, immaginabile, per prendere da voi ogni indicazione, ogni necessità, e mettere poi le mete e gli obiettivi su cui lavorare insieme. Alcune rivoluzioni le abbiamo fatte, anche se lente, e magari riusciremo e continueremo a fare anche questa. Io a vostra disposizione ero e oggi lo sono ancora di più. Grazie mille per l'invito. Grazie all'onorevole Baldellino, consigliere regionale. Chiaramente non potevamo nel parlare del percorso dei diritti umani, non potevamo non coinvolgere il professor Mauro Carta dell'Università di Cagliari, che segue il progetto Quality Rights. Allora, devo dire che il clima che si è creato mi porta anche a fare outing. Io appartengo a un'altra generazione, una generazione di gente che fugge. Voi avete detto abbiamo vissuto la perdita, noi abbiamo vissuto la perdita vera. Da poco ho incontrato l'unico sopravvissuto del nostro gruppo dell'autonomia desiderante cagliaritana del 77. Abbiamo fatto i conti, di quei 20 persone siamo sopravvissuti in 2, sono morti tutti. Ed è una generazione che ha avuto la lingua tagliata, Radio Alice a Bologna, non ci siamo più. E devo dire che anch'io sono in fuga. Rispetto a una società italiana in cui non è solo la classe dirigente, la crisi morale che sta vivendo l'Italia mi porta, come la mia generazione, a fuggire. Infatti lavoro in tutto il mondo e non in Italia. Sono venuto per un fatto di dovere. Cioè, siccome Gisella mi aveva detto vieni alla conferenza, no, non vengo alla conferenza, ma sempre per questo atteggiamento, sono in Sudan, non posso venire. No, ci devo andare, mi annoierò. Io stesso avevo fatto dei cortometraggi bruttissimi, sarà un solito cortometraggio brutto, mi annoierò, però devo andare per dovere. Vengo qui e vedo un'opera d'arte, bravi, cioè, bellissimo. Quello che avete fatto è bellissimo. Questa cosa tocca, racconta, o meglio, fotografa molto bene delle persone che hanno ripreso a raccontarsi, quindi che hanno ricreato la propria identità, e lo crea con arte, che poi è il punto centrale, anche quello di cui parlava il mio collega, dice gli psichiatri sanno soltanto della medicina, mentre il punto centrale del recuperarsi è riuscire a ricostruire la propria identità e a raccontarsi. Tutto il resto viene come contorno. Qua il contorno è bellissimo, perché è il contorno di uno che disegna, dipinge bene, fa il writer, il contorno di uno che canta. Fra l'altro mi ha pure, come dire, messo in pace con
il rap italiano, perché il finale è molto bello. Io ho una compagna giovane che è della vostra generazione con cui litighiamo sempre dal punto di vista musicale, perché nei lunghi tragiti che facciamo in macchina io ritorno al rock duro della mia generazione, lei vuole mettere, ma questi sono era bellissimo anche il finale, quindi bravi, avete fatto una cosa importante. Io credo la gente anche quando viene, gli ospiti che sono venuti in Italia volevano vedere qualcosa di bello, perché c'è il mito dell'Italia di Basaglia. Io li portavo, gli facevo vedere le cose che facciamo noi, che abbiamo cercato di continuare a fare anche in questa situazione disperata, e li portavo da Gisella, cosa che non c'è più, perché non li potrò portare. Avevo portato delle persone che avevano esperienze di salute mentale del Ghana, del Libano, dell'Armenia, con cui abbiamo questa rete, e loro vogliono qualcosa dall'Italia. Io credo che questo possa essere anche qualcosa di esportazione. Se lo mettete con i sottotitoli, io vedo un attimino, non so se si potrebbe, ma credo che forse si possa mettere anche sul sito proprio di Quality Rights, perché è veramente bello, dà un messaggio positivo. Come ha detto Gisella, poi è molto importante il fatto che utilizzi un linguaggio che è molto accessibile ai giovani di oggi, e quindi tocca. Io penso che possa essere non solo portato nelle scuole, ma anche diffuso anche fuori, perché ripeto, vogliono qualcosa dall'Italia. Io che cosa gli faccio? Gli porto il libro più venduto in Italia che dice che il mondo è al rovescio perché le minoranze ledono i diritti delle maggioranze, guardate, è il libro più venduto in Italia. È questa la crisi morale che stiamo vivendo, non sono solo i politici che non funzionano, non funziona niente in Italia, e forse è a partire da queste cose che si deve ricreare. Quindi vi ringrazio, mi avete sorpreso, ero sicuro di annoiarmi, invece ho visto una cosa veramente molto bella, bravi. Grazie. Vorrei chiamare Alessandro Coni, a questo punto psichiatra. Alessandro Coni è anche responsabile del Centro di Salute Mentale di Cagliari. Grazie per questa opportunità e per le attività culturali che l'ASA fa costantemente, che mi pare che siano le uniche. Però chiedo una cortesia, siccome ho almeno 100 file aperti, sono come quei computer che si bloccano, quindi calca, esca e fammi una domanda perché non saprei, chiedimi qualcosa, non saprei da dove iniziare. Un documentario meraviglioso, tanti stimoli, sono giorni e giorni che ho un sacco di input per cui non saprei da dove partire. Fammi una domanda, ti prego. Non c'è nessun problema, Alessandro. Ne abbiamo molte. Se ci chiedi di fare una domanda, ne abbiamo molte. Certamente come organizzazione viviamo anche la malagestione e il far west dei servizi di salute mentale in Sardegna. Certamente Cagliari, diciamo, non è tra le punte di diamante che più immaginiamo come quel luogo in cui ci sono le buone pratiche. Certamente ci sono degli aspetti estremamente positivi che ancora resistono tra gli operatori della salute mentale che hanno degli orientamenti più vicini al pensiero di Basaglia rispetto ai diritti umani, ma certamente ci sono delle voragini che sono molto simili a questo profondo nero evocato dal docufilm di Roberto Pili. La domanda che penso, insomma, molte di noi e molti di noi vorremmo chiederti è: come tu immagini un percorso di riconquista non solo dei diritti delle persone che vivono i servizi, quindi le persone che vivono le esperienze della salute mentale, i familiari, gli stessi operatori che ci lavorano, che comunque vivono una situazione drammatica di sottodimensionamento, di precarietà, di burnout, e anche di tutte le dimensioni che riguardano
la salute mentale. Quindi come facciamo a uscire da questo profondo nero, secondo te? Molto profondo il nero, superlativo, molto profondissimo il nero. Allora, la situazione che viviamo è drammatica. In Sardegna orientativamente ci sono 200.000 persone con un disturbo psichiatrico, senza esagerare, 200.000. I servizi sono frammentati, c'è un terzo del personale che dovrebbero avere. Con gli investimenti che saranno sempre meno, perché sappiamo che nel welfare si sta investendo sempre meno, che si investirà ancora di più in armamenti, perché sono le guerre, quindi ci dicono almeno il 2%. In una regione come la Sardegna, che si va, perché qualsiasi dato è impressionante. L'università perde di Cagliari 1.500 studenti all'anno, la Sardegna perde 10.000 abitanti l'anno. L'università la nostra università è quella con la più alta dispersione scolastica, con il maggior numero di persone che vanno via. No, posso continuare così, però siccome facevo psichiatra, non a quello che cerca di stare a male, sto zitto. Allora uno dice, all'orizzonte che cosa c'è? Niente. All'orizzonte io non vedo niente, perché abbiamo una rappresentanza della politica. All'orizzonte purtroppo non si vede da un sacco di tempo ad oggi nulla. Nulla. Un'idea, se c'è stata un'idea negli ultimi 5, 6, 7 anni, ditela, perché non ce n'è stata un'idea. Allora io dico, la situazione drammatica è quella che è, ma almeno un'idea, almeno provare. No, nulla. È veramente deprimente. Lavorare nei servizi vuol dire che uno va via disperato perché comunque non chiude la giornata lasciando migliaia di porte aperte, di cose non risolte, ma io faccio vedere molte volte il mio cellulare, insomma, ai colleghi, 5:30 del mattino che mando messaggi di cosa fate, perché ci si sveglia, questo, quello. La situazione è assolutamente drammatica. E il problema è che non ci sono punti di riferimento. Cosa facciamo? Che fare, come diceva Silone nel famoso romanzo, no, Fontamara, quando hanno violentato le donne, tagliato l'acqua, eccetera. Che fare? No? Ci frustrafano quella rivista. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Un'idea, ci compriamo le branche perché siamo quasi affondati, allora non si può respirare tra un po'. Stiamo ballando sul Titanic, siamo in un'isola, usiamo queste metafore. Cosa possiamo fare? Signori, non lo so, io penso al mio piccolo, dico, provo nel mio piccolo a fare delle cose, insomma qualcosa si produrrà, con la coscienza pulita, torno a casa sereno, no? Guardo in faccia ai miei figli senza avere vergogna, queste cose qui. Però la situazione è assolutamente, vergognosamente drammatica. Qualche anno fa, per gioco, usavo Facebook, poi ho cancellato tutto perché era troppo faticoso, ho creato questa pagina, Salute Mentale Sardegna. Non mi dichiaravo, non dicevo niente di me, asettico, leggevo il giornale e commentavo notizie nazionali, oppure cosa succedeva in Sardegna, articoli sulla psichiatria. La psichiatria non c'è più un articolo nei nostri giornali, non c'è più un articolo, quasi nulla, è finito. Prima c'era teatro, delle cose, poi è finito tutto. Quando c'è stato di rindice c'è stato un finanziamento per fare attività riabilitative, poi niente. Allora, non ci conosciamo, di no. Ci sono 200.000, una volta un politico importante ha detto, ma con tutte queste persone con disturbi psichiatrici, almeno per cinico calcolo politico, 200.000 persone da Sardegna con disturbo psichiatrico e tutte le loro famiglie, ma facciamo qualcosa per la psichiatria? No, non c'è alcuna risposta. E hanno detto, guarda, quello lì ha paura di sbagliare le gol porta a porta, quindi non calcia perché anche porta a porta ha paura di sbagliare le gol. Allora dico, almeno per cinico, schifoso calcolo politico, perché non fare qualcosa? Perché è estremamente inconveniente per un politico fare qualcosa, se non per disposizione d'animo interiore, no? La voglia di aiutare gli altri, quelli fragili che hanno bisogno, che danno senso alla nostra esistenza. Almeno, se non c'è questa bontà d'animo, almeno per cinismo, perché no? Ma c'è nulla. Allora, logico che c'è un mondo strano, c'è una politica che è governata dall'economia, l'economia dalla finanza, la finanza da Dow Jones, no? Per cui alla fine, e di questi giorni un signore che
Quindi ti danno una liquidazione di 100 milioni di euro per caffè, 12.000 caffè ogni ora per 1000 anni, non finisce i soldi. Diciamo, e gli azionisti si beccano 30 miliardi di dividendi, e le banche si fanno 30 miliardi di extraprofitti, e le compagnie elettriche dell'energia elettrica l'anno scorso 17 miliardi di extraprofitti, cioè oltre una finanziaria italiana. Allora, cosa possiamo fare? C'è un sociologo che diceva, ebbene, durante la rivoluzione francese hanno tagliato 25.000 teste e hanno rimesso tutto a posto. Basterebbe tagliare 600 teste e rimettere tutto a posto. Basterebbe tagliare 100 teste e si rimettere tutto a posto. Dice un filo de Masi, lo dico io, per cui sto ripetendo. No. Allora, per dire che cosa? Per dire che ci sono pochissime persone che hanno tutto e che condizionano i governi. Adesso spudoratamente in America c'è un miliardario che gli a fianco, mentre prima l'industria della guerra condizionavano, no? la politica, c'è proprio sfacciatamente uno. Allora, la situazione è questa. Cosa possiamo fare, signori? Cosa possiamo fare? Non lo so, io sono sinceramente disperato. Allora abbiamo fatto una cosa molto semplice nei nostri servizi e stiamo organizzando, racconto questa cosa, abbiamo deciso di organizzare un incontro, molto semplice, senza nessuna verità. Incontriamoci, chiamiamo le persone che vogliono venire a parlare, familiari, pazienti, colleghi, parliamo e magari viene qualche idea, almeno diciamo stiamo cercando, almeno siamo alla ricerca. La settimana successiva, il mese successivo, viene l'idea, diciamo altri colleghi, insomma alla fine ogni secondo lunedì del mese nel nostro centro mentale ci sono in contemporanea a tante altre città si parla di salute mentale. Per fare che cosa? Non lo so, almeno parliamo, cerchiamo, senza diciamo che cos'è, è terapia, forse è terapia, una forma di terapia culturale, qualcosa accadrà. Stiamo facendo questa cosa. E cosa è successo? Che a maggio si chiamava Agorà, a giugno Agorà, il nominativo plurale in greco, no? Perché erano più piazze che come le Agorà, insomma, c'era l'idea che ci si incontrasse in un dibattito democratico, dialogico, alla pari tra tutti. Alla fine si erano decine e decine di città che ogni secondo lunedì, perché? Perché vuol dire che c'è un bisogno di incontrarsi, c'è una solitudine profonda, una voglia di cercare altre idee, perché non si resiste in quella situazione. I giovani, perché scappano i giovani e non vengono ai nostri servizi? Non vengono ai nostri servizi perché comunque respirano la disperazione, perché hanno la sensazione di andare a casa sfiniti. Quindi c'è tutto questo, però e quindi questa è la disperazione. L'altro pezzo è che non possiamo arrenderci, perché se ci dovessimo arrendere in una situazione di questo tipo sarebbe altro tradimento, sarebbe dei bastardi, uso un termine bruttissimo che non uso neanche con gli amici al bar, ma lo voglio dire, sarebbe altro tradimento, perché nei momenti in cui una nazione è in difficoltà si combatte, per cui non abbiamo altra possibilità che combattere, che resistere, che cercare di fare qualcosa. E voglio dire, non è quello che facevano, per esempio, i partigiani che rischiavano la pelle, quei giovani, quelli combattevano veramente perché venivano fucilati. Qui si combatte, non si viene uccisi, però è alto tradimento abbandonare la barca, abbandonare la nostra terra, anche la nostra terra, in un momento come questo. E chiudo raccontando una cosa molto bella che mi ha raccontato da poco un amico. Abbiamo organizzato una specie di convegno in un paesino, il mio paesino si chiama Ustasso, a 400 abitanti, e io ho fatto un collegamento con un convegno, siamo collegati con un convegno che c'era a Verona, io ho parlato, diciamo, era online, no? Ho detto così. E ho detto, questo paesino di 400 abitanti che nel 2050 sarà scomparso, statisticamente scomparso, ha ospitato 200 persone che sono venute qui perché avevano bisogno di essere accolte, persone in difficoltà, persone fragili, persone emarginate, quindi un paesino di 400 abitanti dove tutti sono messi a disposizione, e un altro di 800 abitanti il giorno prima, dove la popolazione si è messa a disposizione per accogliere persone che avevano voglia di un momento di calore umano, di sentirsi i benvenuti,
di respirare un'atmosfera diversa, per illudersi che ci sia la possibilità di un mondo diverso e per vivere almeno per una giornata e nutrirsi per un altro po' di settimane di un mondo diverso che può essere. Non lo so, sono andato a braccio così. Grazie Alessandro Toni. Io direi che ci sono delle domande, degli interventi dal pubblico, possiamo aprire questo spazio anche a voi. Prego, venga. Aspetti signora, ci sarà un altro intervento e poi le diamo la parola. Posso parlare in piedi? No, perché siamo... Venga. Che non amo piacere. Io sono Maria Grazia Secchi e arrivo da Oristano. Prometto che sono molto emozionata perché non sono abituata a parlare in pubblico. Non è il mio lavoro, io lavoro con la disabilità, porto dei ragazzi disabili in giro con un pulmino e li porto in sede, li porto a fare le diverse attività. Anche i ragazzi con disabilità hanno dei diritti e vanno riconosciuti. Io vorrei raccontarvi la storia di Francesco, se posso. Francesco è un uomo di 49 anni di Oristano. La sua storia psichiatrica nasce tanti anni fa. La prima diagnosi è stata fatta, mi pare, nel 2011, la seconda nel 2015, 2017, 2019, diverse diagnosi. In realtà non si sa bene cos'è Francesco. Francesco è un punto interrogativo. C'è chi parla di schizofrenia, c'è chi parla di ritardo, e tutta una serie di altre diagnosi che non sto qui a elencarvi perché sono anche noiose. Fatto sta che nessuno ha trovato una cura per Francesco. Francesco ha degli attacchi di ira, aggressività. Viene seguito al CSM di Oristano già da qualche anno. Francesco abita con la madre, si chiama Pasqualina, è piccola, era un insegnante, era piena di vita, ha perso la voglia di vivere Pasqualina, perché Francesco gli ha tolto la libertà. Qui si parla anche di diritti di persone senza libertà, non c'è bisogno di essere in carcere perché si venga tolta la libertà, si può anche avere un figlio così, ciò accada. Lei non può uscire di casa perché Francesco spesso sbotta e rompe tutto, stacca tutto quello che trova. Francesco l'aggredisce, Francesco gli ha messo le mani addosso. Dall'inizio dell'anno fino adesso sono stati 6 TSO portati in psichiatria. Dopo 3 giorni Francesco mette una firma e va fuori. È amministrato, ma può farlo. Lui può mettere una firma e uscire fuori perché è capace di intendere e di volere. Quindi torna a casa da Pasqualina. Pasqualina che in quei 3 giorni intanto ha respirato un attimo, ha preso un attimo di aria, perché il figlio è comunque sa che è controllato, sa che anche se dovesse dar di matto c'è qualcuno che comunque insomma lo sega. Francesco, c'è qualcuno che è andato a lamentarsi chiedendo al CSM che cosa si poteva fare per Francesco, perché Francesco era ingestibile, perché Pasqualina non viveva più, e gli è stato risposto a chi è andato a chiedere: ma chi Francesco? Ma sei un fiore Francesco? No, guarda che Francesco ha minacciato la madre di buttargli addosso dell'acido, ma che sono tutte festerie, ma che cosa Francesco? Tranquillissimo. Francesco, sono stati chiamati i carabinieri alla polizia dall'anno scorso fino adesso, forse una ventina di volte, perché chiaramente non è gestibile e quindi devono intervenire le forze dell'ordine. Questo è il fiore. Francesco, l'ultima volta che sono stati chiamati i carabinieri, perché non lo si riusciva a tenere, si è tagliato tutto il corpo, faccia compresa e collo, con un coltello. Pasqualina è dovuta uscire fuori piangendo, urlando, chiedendo aiuto. A quel punto sono arrivati i carabinieri. Francesco è partito d'ufficio un codice rosso. Francesco, grazie a questo codice rosso, è stato afferrato da 2 poliziotti qualche giorno dopo, preso e buttato in mezzo a una strada.
Non ha una casa, Francesco dove stare, è stato fatto presente che Francesco ha un comma 3, articolo 3 con un'invalidità totale. Il giudice non è assolutamente tenuto conto. Francesco è stato accolto dalla sorella, la sorella non ha spazio per lui, ma non si poteva lasciare in mezzo alla strada. Francesco ha dato di matto anche a casa della sorella. Francesco non è gestibile, perché Francesco non prende le medicine, nessuno controlla che Francesco prenda le medicine che dovrebbe prendere, ma medicine perché cosa? Sono una diagnosi che in realtà non c'è, visto che ognuno dice una cosa diversa. Intanto Pasqualina un po' ha preso respiro, sa che comunque sia Francesco non è in mezzo a una strada, non può sentirlo, non può vederlo. Francesco ha un braccialetto elettronico da una settimana e la mamma di Francesco, cioè Pasqualina, ha un dispositivo che suona, così come suona quello di Francesco se si avvicina a più di 500 metri. Francesco è mio fratello. Francesco ieri sera mi ha chiamato la questura. Francesco è 3 giorni che viveva in una casa senza acqua e senza luce dove è stato ospitato. Veniva a casa mia per lavarsi. Ieri mi chiama la questura, molto gentili, per carità, non posso lamentarmi, sono stati davvero umani con me. Mi ha detto: signora, abbiamo finalmente trovato una struttura per suo fratello, grazie al giudice, grazie a dottor Mignano che lo segue. Siamo riusciti, grazie ai servizi sociali, siamo riusciti a trovare una struttura. Sì, una struttura che tipo di struttura? E mi hanno detto che struttura era. Quindi mi raccomando, prepari velocemente la valigia, prenda tutto quello che può avere il suo fratello, non dica niente, mi raccomando, a sua madre, per carità. Veniamo e lo portiamo via, lo portiamo lì. Io stanotte non ho dormito. Non ho dormito. Stamattina mi sono invece sollevata dal letto e ho pensato, sicuramente sarà la cosa migliore per Francesco, forse la cosa migliore per Pasqualina, forse anche la cosa migliore per me. Ma se qualcuno avesse ascoltato la richiesta mia di aiuto 2 anni fa, chiedendo che per Francesco fosse fatto qualcosa, la persona che mi ha detto Francesco è un fiore mi avesse ascoltato, forse non saremmo arrivati né al essere buttato fuori in strada senza tetto, né a un braccialetto elettronico. Niente. Grazie. Poi la vorremmo invitare a fermarsi con noi a discutere di questa situazione, perché comunque la nostra è un'organizzazione di familiari, quindi è sicuramente una situazione con cui molte persone, molti soci, molti amici si sono riconosciuti, quindi la ringraziamo. Grazie a voi per avermi ascoltato. Per la cronaca, se questo Sì. non ci consola. Avvicinati. Sta inanellando con Davide. So che non le sarà di conforto purtroppo, però giusto per renderci conto del problema, l'Italia sta inanellando condanne dall'Alta Corte diverse negli ultimi anni proprio per non aver risposto adeguatamente a situazioni di questo genere. L'ultima di una migrante che aveva problemi gravissimi, che è stata abbandonata in un centro di accoglienza senza nessun rispetto della sua persona, senza dare risposte ai suoi bisogni, e adesso si è creata una rete di persone che stanno facendo questo genere di azione. Loro non è che vogliono far condannare l'Italia, vogliono creare una sensibilità perché da prima ci siano risposte a questi problemi. Quindi capisco che non la consola in questo momento, ma qualcuno si sta muovendo. Grazie. Io direi che possiamo avviarci alle conclusioni. Ah, no, c'era la signora che voleva fare un intervento. Venga. Nel 23 aspetta un attimo, Anna, perché non mi senti. No, non mi senti. Non vieni qui.
No, ti senti? Allora c'è. Allora, è stato fatto un DSO a una persona che non ha che non è di cura e non aveva problemi psichiatrici. Dunque, c'è stato anche un primo tentativo e non è, il tutto nasce da lei di condominio, problemi col condominio. C'è stato un primo tentativo e il PSO non è stato fatto. Evidentemente si sono resi conto che la persona non era da PSO. Scusate se mi ma allora, poi questa persona incontra l'assistente sociale che è stata convocata dal condominio, era alla MEN, questa chiama il vigile che fa venire l'ambulanza. Non c'è stato nessun problema che possa aver fatto ricondurre ad un DSO. Ho iniziato la cartella clinica, ci sono un sacco di menzioni. Si dice che la persona è andata in escandescenza, non è assolutamente vero. Anche perché era tranquilla del fatto che precedentemente non gli è stato fatto l'UPSO. Comunque, signor Comi, nella cartella clinica c'è scritto che la persona ha decadenza cognitiva e non è in grado di valere a se stessa. Questa persona lavora anche nella scuola. Persone con decadenza cognitiva a scuola non è concepibile, fa anche delle supplenze annuali e cose del genere. Comunque nella cartella clinica un'altra cosa grave, c'è scritto che la persona ha accettato la prova assolutamente falsa, che questa persona ha avuto un sacco di atteggiamenti violenti all'interno della struttura, cioè che ha rotto i vetri, che ha smontato il controsoffitto del bagno, tutte queste cose qua. E questa storia della prova non ho capito da dove era stato fuori, perché la persona non vedeva l'ora di uscire da questo stato e infatti si condice e improvvisamente accetta la cosa. Cioè ci sono un sacco di cose non credibili. Posso aggiungere qualcosa io senza citare la persona? Anch'io volevo... No, giusto per capire. Allora, è una... praticamente per questa persona i suoi vicini di casa hanno chiesto l'intervento dei servizi sociali, ma non so, hanno chiesto anche l'intervento della procura. E quindi la procura ha chiesto ai servizi sociali che risolvessero la questione. Quindi questa persona, praticamente, gli è stato fatto un accertamento sanitario, non era una paziente psichiatrica, non era conosciuta dei servizi, gli è stato fatto un accertamento psichiatrico mentre era uscita da una biblioteca, quindi una persona che in quel momento stava assolutamente bene, quindi fatto un accertamento sanitario per strada, portata con l'ambulanza al servizio di diagnosi e cura, quindi portata via con la forza, quindi privata della sua libertà in maniera assolutamente illegale. Nell'ambulanza gli è stata applicata una fiala, quindi non era un trattamento sanitario diretto di un masso di naso, e quando è arrivata in SPDC il servizio ha trasformato l'ASO in trattamento sanitario obbligatorio. E poi la persona è riuscita, insomma, dopo a recuperare la cartella clinica. Nella cartella clinica ci sono scritte tutta una serie di cose che la persona dice non essere assolutamente quindi qui c'è una storia da ricostruire, una restituzione di giustizia a questa persona, la restituzione della sua casa, che gli è stato impedito anche di abitare nella sua casa per oltre un anno. Insomma, questo per dire, credo, insomma, che Anna abbia voluto dire che accadono qua nella nostra città delle cose che non dovrebbero accadere alle persone, perché se si usasse la parola, quindi incontrare le persone, parlare con le persone, affrontare eventuali situazioni che si possono
verificare è sempre preferibile alla togliere la libertà e togliere i diritti alle persone. Martina, avvicinati. Non ho mai parlato. Ok, allora, ascoltando gli interventi che ci sono stati, mi sono venute alcune, in particolare, allora, quando è intervenuta la dottoressa Tricas, ok, la Presidente, ha fatto riferimento a questa riforma sulla legge Basaglia, o comunque in negativo, che vorrebbe peggiorare la situazione, insomma. Invece io vorrei anche evidenziare la presenza di un'altra riforma di iniziativa popolare che vorrebbe viceversa conferire più libertà alle persone che soffrono comunque di sofferenza dal punto di vista della salute mentale. Si tratta in particolare di una iniziativa popolare che scaturisce dall'associazione Diritti alla Follia, che non so se ne abbiate mai sentito parlare, parla in particolare di dare dei limiti alla procedura di trattamento sanitario obbligatorio, un limite di, se non sbaglio, 72 ore, invece viceversa adesso c'è un limite molto più, adesso non mi ricordo esattamente, comunque probabilmente di una settimana e oltre, e comunque di far intervenire anche un legale nella procedura in modo da assicurare che ci sia un controllo giurisdizionale effettivo, perché spesso chi è coinvolto, cioè il diretto interessato, è un po' pretermesso dalla procedura, non un po', è pretermesso dalla procedura, invece si vorrebbe proprio renderlo protagonista, come dovrebbe essere, perché è lui il protagonista. Quindi io la trovo, io vi invito a cercarla perché è online, è stata pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale, e quindi la trovo molto, adesso chiaramente ci dovrà essere, è di iniziativa popolare, quindi sono necessarie 50.000 firme, ok, e quindi io la trovo interessante, sì. Grazie. Certamente potete trovare questa proposta nel sito di Diritti alla Follia. Allora, sì, conosco questa proposta. La questione del trattamento sanitario obbligatorio è regolamentata dalla legge 180, quindi torniamo sulla questione di una legge che in tanti vorrebbero modificare. Ecco, noi pensiamo, c'è questo grande movimento che è costituito dal coordinamento nazionale, dove dentro c'è l'UNASAM, quindi tutte le nostre organizzazioni e tante altre organizzazioni. Noi invece riteniamo che la legge 180 non debba essere toccata per niente, perché se le mettiamo mano alla legge 180 passano quel tipo di riforme per la legge 180. Pensate che nella proposta Zaffini sul trattamento sanitario obbligatorio chiede che il trattamento sanitario obbligatorio, anziché durare 7 giorni rinnovabili, come dice la legge 180, dovrebbero durare 15 giorni obbligatoriamente rinnovabili, e inoltre dovrebbero essere costituite delle strutture specifiche per gli accertamenti sanitari obbligatori, e la legge 180 non stabilisce che gli ASO si debbano fare all'interno di una struttura specifica, perché un accertamento sanitario
si fa nelle case dove le persone abitano, nei centri di salute mentale, non si fanno né per la strada e neanche però in strutture apposite. Qual è la questione del TSO? Il trattamento sanitario obbligatorio è l'estrema ratio, cioè la legge dice che i trattamenti sono volontari. I trattamenti per la salute mentale sono di norma volontari. Di norma vuol dire di norma, non vuol dire che eccezionalmente devono essere volontari e in maggioranza si devono fare i trattamenti sanitari obbligatori. Dice esattamente il contrario, che i trattamenti sono di norma volontari, anche l'assunzione della terapia è volontaria. È un trattamento che una persona può accettare o non accettare. Poi sta chiaramente agli operatori dei servizi lavorare nel rapporto di fiducia, perché quando è necessaria la terapia è bene che si assuma. Quindi la legge 180, che vi invito a leggere con attenzione, è chiara, non è che un trattamento sanitario obbligatorio si può fare con leggerezza, perché devono coesistere insieme 3 condizioni precise che la legge chiarisce. Non è che tu acchiappi una persona e gli fai un trattamento sanitario obbligatorio. Inoltre la persona ha il diritto, perché questo è un diritto costituzionale, al di là della legge 180, ha il diritto di ricevere tutte le informazioni sul trattamento sanitario obbligatorio che viene proposto da un medico e convalidato da un secondo medico. Quindi c'è tutto il tempo per dare le informazioni, per chiedere le informazioni, per ricevere le informazioni. Quello che accade è che non viene notificato, non viene consegnato alle persone copia del provvedimento firmato dal giudice tutelare. Quindi qua c'è una inadempienza da parte del comune. Quindi il trattamento sanitario obbligatorio deve essere notificato, perché io devo anche leggere che cosa scrivi. Inoltre il sindaco ha la responsabilità di andare a verificare che quelle 3 condizioni che hanno determinata la richiesta del trattamento sanitario obbligatorio si siano verificate realmente, cioè che nei confronti di quella persona si siano tentate tutte le strade possibili, una persona chiaramente che ha bisogno di cure, non una persona che fermi con un fermo di polizia, una persona che ha bisogno di cure reali. Allora, tu devi dimostrare che cosa hai fatto prima di proporre un trattamento sanitario obbligatorio con quella persona, per aiutare quella persona, per evitare quella situazione. Quindi il movimento che io rappresento ritiene che quelle norme della legge 180 siano comunque delle norme di garanzia, poi ti do il micro, siano delle norme di garanzia che non vanno assolutamente modificate, perché il nostro timore è che una modifica potrà solo aggravare questa norma legislativa. Mauro. Una cosa voglio precisare. Ora, non so se quelle linee guida che io ho letto regionali esistono ancora, sì. Ma attenzione, perché non sono un giurista, ma a me sembra che quelle norme stravolgano totalmente il significato giuridico della legge 180 e del trattamento sanitario obbligatorio, perché c'è scritto che il clinico, qualora sia nella condizione di necessità, perché c'è un pericolo di danno, può agire senza un trattamento sanitario obbligatorio. Attenzione, sta rientrando il concetto di pericolosità sociale, sta rientrando il fatto che il clinico decide di testa sua, e da quel punto di vista il trattamento che inizia come un accertamento sanitario obbligatorio e poi decide di fare l'iniezione
è giustificato da quelle linee guida che sono assolutamente legittime. E io vi chiederei, visto che ci sono giuristi interessati, eccetera, perché non le portate al dibattito? Perché delle vere linee guida su una cosa terribile come il trattamento sanitario obbligatorio dovrebbero essere fatte con il coinvolgimento di tutte le persone interessate, in primo luogo le associazioni delle persone che hanno i problemi, gli psichiatri, ma anche le forze dell'ordine, tutti quelli che sono interessati. A me è capitato, per esempio, nell'ultimo trattamento sanitario obbligatorio nel quale sono stato coinvolto qualcosa come 15-20 anni fa, perché poi non si l'unica persona ragionevole era un maresciallo dei carabinieri che aveva letto la legge e che mi aveva detto: ma queste linee guida non sono assolutamente nonostante le proteste siamo saliti sull'ambulanza, ma non perché lui era una persona ragionevole che voleva utilizzare questa persona anziana che noi avevamo convinto durante il viaggio di ricoverarsi, quindi si è anche trasformato. Ma ripeto, è gravissimo quello che c'è scritto. E nella pratica clinica succede che, siccome tutto è dimenticato, siccome non succede nulla, siccome pochissimi hanno il coraggio, come ha fatto la signora, di denunciare una cosa, sotto sotto stanno succedendo delle cose terribili. Poi, da parte loro, i medici sono più burnout, perché sono... però questo non giustifica, perché anche quelli che hanno fatto delle cose orribili in quel centro che non nomino vicino a casa, no, però è anche vero che una situazione di burnout dove si lavora solo così, non si ha un indirizzo, è più facile che in quella situazione succedano queste violazioni. Io domani sarei dovuto andare a fare una perizia da musei in una situazione veramente terribile, perché ho letto le cartelle, cioè delle violazioni incredibili, è saltata la cosa che non ho saputo che andavo e il medico ha preso un certificato medico. Però, per voglio dire, adesso non voglio fare il cattivo nei confronti dei colleghi, è qualcosa che va superato tutti insieme. Veramente tutti insieme, perché così non si può lavorare. Non rispettando le norme. No, io solo voglio dire, vi invito comunque a leggerla questa proposta. E poi vorrei dire anche una cosa. Quando una persona commette un reato c'è un legale che interviene per tutelarla, perché si tratta di limitazione della libertà personale. E allora il TSO è comunque una limitazione della libertà personale, perché non ci dovrebbe essere un legale in questo caso? Quindi l'ultima cosa. Okay. Grazie. Va bene. Isabella, ci salutiamo, le conclusioni a te. Noi dovremmo intervenire, ma ci dovremmo andare via. Conta che tra 2 minuti ci manderanno via. Ma che ore sono? Sono 45 quasi. Ah, ok, abbiamo 13 minuti. Stiamo andando via, qui. Devo sapere se vedi. Sì. Sì. Allora, anch'io vengo da Oristano e ho perso un nipote ad aprile. Mio nipote non c'è più perché si è suicidato. Allora, mio nipote si è ammalato nel 2018, l'esordio è stato nel 2018, aveva praticamente era scappato, era venuto qui a Cagliari per togliersi la vita perché stava male e forse aveva paura di affrontare questo malessere. Allora è stato ricoverato, poi siamo riusciti a salvarlo perché tra polizia, parenti eccetera l'abbiamo ritrovato e l'hanno ricoverato prima a Cagliari e poi è venuto a Oristano e gli hanno dato la diagnosi di bipolare. Mio nipote era un ragazzo intelligentissimo, si era appena laureato in infermieristica e diciamo che l'hanno imbottito di farmaci, è uscito dall'ospedale, tra l'altro conoscevo anche alcuni psichiatri lì, quindi ci parlavo, è uscito dall'ospedale proprio uno zombie trasformato, quindi lui si è visto in queste condizioni e stava malissimo. Parlando con uno psichiatra mi ha detto: guarda Miriam, io sono la zia, portatelo a Verona, portatelo via da qua,
perché qui non si riprende. Andate a Verona, c'è questa clinica a Santa Chiara, sono molto bravi. Tutti a Santa Chiara. Tutti a Santa Chiara. Allora siamo andati a Santa Chiara, abbiamo fatto questo viaggio. L'hanno ricoverato lì, no, lì almeno si è ripreso. Per fortuna si è ripreso. Allora lì non hanno dato la stessa diagnosi, gli hanno detto che era un disturbo di personalità, probabilmente. Comunque a Luca hanno dato degli antidepressivi, oltre al litio, che loro hanno contestato inizialmente, dicevano perché gli hanno dato il litio, adesso come facciamo a toglierglielo, eccetera, eccetera. Comunque Luca si è ripreso bene, si è messo a studiare, ha vinto 3 concorsi, uno a Verona, uno a Padova, uno a Roma e uno a Desenzano, e ha iniziato a lavorare come infermiere a Padova, perché è il primo concorso che ha vinto. È stato sfortunato anche lì, perché l'hanno assunto nel 2020 quando è scoppiato il Covid. Quindi lui che aveva la specialistica in dialisi, è finito a lavorare lì e ha vissuto, perché lì lo sapete sono morte tantissime persone, ha vissuto il Covid e ha vissuto la sofferenza di tanta gente. Quindi io mi ricordo, perché gli ho fatto compagnia, ero in pensione, quindi sono stata con lui a Padova per supportarlo, perché la madre ancora lavorava, e tornava a casa e mi diceva: zia, se vedi queste persone finiscono proprio, le girano così e così, non ridere, perché facciano le vignette anche. E quindi ha vissuto male, il suo inizio lavorativo è stato pesantissimo, talmente pesante che poi alla fine è anche lasciato, perché si è trovato in difficoltà, ha fatto un errore, si è spaventato e ha detto: lui mi licenzia. Va bene, torniamo a Oristano. E Luca era giù, però si è curato, allora a Padova, mentre era a Padova la madre l'ha raggiunto, io sono andata via, la madre l'ha raggiunto, si è rivolta al CSM e all'ospedale e lì hanno ripreso Luca, che aveva lasciato i farmaci, abbiamo scoperto che aveva lasciato i farmaci perché si sentiva rallentato nel lavoro, cioè si sentiva in difficoltà. Allora, l'hanno recuperato, si è ripreso, hanno addirittura accettato di vederlo, di curarlo in degli hospital, perché non voleva essere ricoverato. Comunque, torna a Oristano, stava bene, si è ripreso di nuovo, ha ripreso a fare la sua vita, non come un ragazzo perché insomma è morto adesso che doveva compiere 31 anni, non come il ragazzo della sua età, però un po' più, stava più a casa, andava a letto presto, faceva una vita insomma un pochino più regolare. E ha ripreso fiducia in se stesso. Sempre però con gli antidepressivi si è ripreso, cosa che per protocollo in Sardegna non si danno. Cioè, allora nell'ospedale Luca ogni qualvolta è stato male, è stato ricoverato all'ospedale di Oristano, è andato al CSM, gli hanno tolto, ma in maniera... Cioè, gli hanno tolto gli antidepressivi. Vabbè, diciamo che alla fine l'hanno assunto anche a Oristano. Allora, aveva fatto una domanda a Oristano all'ASL, l'hanno assunto a Oristano, stava lavorando tranquillamente, stava bene, lo stavano stabilizzando, magari era contento, ma gli è mancata questa assistenza integrata, nel senso che Luca è sempre stato curato con i farmaci, ma non l'hanno mai curato dagli altri punti di vista. Con la parola? No, con la parola zero. Lui non è riuscito ad accogliere la sua patologia, perché non ha imparato ad accettarla e a gestirla. Allora io più volte, perché l'ho accompagnato spesso, però adesso c'è la privacy, tu non puoi entrare, diciamo che sono sempre riuscita a entrare, qualche volta mi hanno anche buttato fuori, parlo di Mignano, lo dico tranquillamente, mi dispiace dire niente. Dobbiamo chiudere. Ok, comunque fatto sta che alla fine io ho chiesto anche questa assistenza, questo tipo di assistenza, l'ho chiesto un sacco di volte. Ho chiesto, questo ragazzo va aiutato anche dagli altri. Comunque gli ultimi ricoveri sono stati, perché c'è stato una volta a Verona, va a Verona, ti danno gli antidepressivi, torni a Oristano, ti tolgono gli antidepressivi, insomma alla fine non ce l'ha fatta più, Luca non c'è più. Grazie.
Allora, vi ringraziamo tutte e tutti per la vostra partecipazione. Credo che ci dobbiamo lasciare con una parola di speranza e di ottimismo, ok? La situazione è grave, non è, come dire, non è immodificabile, quindi ci impegniamo tutte e tutti a fare ciascuno di noi quello che deve essere fatto per i diritti, per il benessere, ok? Quindi andiamo avanti con la lotta e con l'impegno. Vi ricordo l'appuntamento il 12, il convegno del 12 alla CGIL, dov'è? Alla Monastire, il 12. Tu sei il 12. Ah, sì, certo. Viale Monastire? Sì, sì, Viale allora, in Viale Monastire, nella sede della CGIL, a parlare ancora di salute mentale e diritti. Grazie a tutti, buona serata. Iscrivetevi all'ASLARP. Abbiamo bisogno di attivisti, volontari e volontarie. Siamo